Direttore, una festa oggi per i professori, per i ragazzi, per le famiglie, una nuova tappa della vostra realtà che pensa al territorio e soprattutto fa entrare il territorio dentro la vostra scuola. Sì, è davvero una tappa fatta insieme in un percorso di crescita, di sviluppo e di formazione che il collegio ha sempre avuto nella sua storia, nella sua tradizione, che oggi rinnova con l'unione tra collegio e fondazione perché possa essere ancora più presente e ancora più attenta alle esigenze e alle domande che il territorio fa per la formazione dei giovani e dei ragazzi. Sono tanti i progetti che avete illustrato oggi, interessante quello che riguarda il mondo delle imprese che entreranno a contatto proprio con i vostri studenti. Sì, è la nuova frontiera sulla quale stiamo investendo molto, è un cammino che vogliamo costruire insieme al territorio, per cui proprio da oggi partiranno una serie di incontri e di dialoghi con le imprese e con il territorio perché possano sia già alla scuola secondaria di primo grado far conoscere quali sono le esigenze, le professioni, le competenze che servono al mondo del lavoro, ma anche poi guardando alle altre fasce d'età con uno sguardo sempre più ampio perché il collegio è chiamato a formare e formare non è una parola che ha una fine nel tempo e nella crescita delle persone. Allora, esistevano due entità ben individuate, la Fondazione Balbi Valier, erede e continuatrice dei vecchi istituti PI, che era proprietaria degli immobili. Anticamente la Fondazione Istituti PI gestiva questo fabbricato per cui era stato costruito come istituto femminile di carità. Come ho detto, non era stato possibile fare l'istituto maschile. Nell'evoluzione dei tempi, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, l'istituto femminile doveva essere chiuso perché non svolgeva più la sua funzione. Allora si è cercato una soluzione come utilizzare i fabbricati ed è stato raggiunto un accordo con Monsignor Beccegato, vescovo di Vittorio Veneto, allora di Ceneda, perché prendesse in carico i fabbricati messi a disposizione dell'istituto e ci costruisse quello che è stato il collegio convitto Balbi Valier. La proprietà restava alla fondazione, la gestione all'Istituto IP, la gestione era affidata a Monsignor Vescovo, perché il legame è che fosse scuola di indirizzo cattolico, come era negli statuti degli istituti IP. L'evoluzione dei tempi e le complicazioni burocratiche hanno creato mille difficoltà al collegio, alla scuola per sopravvivere, ma proprio questioni di carattere legale, tanto a un certo punto nel 2015 Monsignor Vescovo ha istituito l'ente ecclesiastico per dare una veste giuridica a questo istituto che pure funzionava benissimo. È stato costituito l'ente ecclesiastico che ha funzionato fino adesso, ma a questo punto, sempre per le solite complicazioni burocratiche, sembrava che l'ente ecclesiastico non potesse più sopravvivere. Allora gli istituti PI, diventati Fondazione Balbi Valier, hanno fatto un accordo, unità di intenti e di voleri, ed sono state fuse le due cose, cioè la Fondazione Balbi Valier ha acquisito attraverso atti di donazione l'attività dell'ente collegio. L'ente collegio viene per conto suo estinto, si estingue per conto suo e viene gestito dalla fondazione. La fondazione ha nel suo consiglio già i componenti dell'ente collegio per dare un senso di continuità, di correttezza e di gestione alla nuova attività. Preside, oggi sono tanti i ringraziamenti da fare, soprattutto per questi 2 anni difficili per tutto il mondo della scuola. Sì, sicuramente il primo ringraziamento va ai nostri docenti che hanno creduto nella scuola e pur in mezzo a tante difficoltà hanno voluto comunque mantenere il legame con i loro alunni attraverso non solo la didattica a distanza ma con un'attenzione ancora maggiormente ampliate. E un ringraziamento ai ragazzi che come sempre, i bambini e i ragazzi si fidano di noi, ci seguono e camminano con noi nel percorso didattico con un grande entusiasmo che poi ci ritrasmettono ogni giorno. Qui ci sono tanti genitori che capiscono l'importanza di formare i ragazzi, di educarli, per consegnarli alla vita e alla società robusti, solidi, ben strutturati. Credo che questa è un po' l'ambizione e la sfida di questo collegio vescovile. Sindaco, oggi una nuova tappa per la Fondazione Balbi Valier, per questa scuola che è molto importante non solo per Pieve di Soligo ma per tutto il territorio e per i bambini e le famiglie. Sì, una scuola che è un'istituzione che da sempre sta formando persone che poi diventano classe dirigente in questo territorio.
giustamente non una scuola di Pieve, ma appunto del territorio, che in questi 190 anni ha saputo riformarsi, ha saputo percorrere i tempi e tante volte anche anticiparli. Siamo quindi lieti di questo percorso che i professori, ma la dirigenza tutta ha fatto per arrivare a questa nuova fondazione, che sicuramente riuscirà a meglio comprendere e intercettare anche fondi, ma anche a tracciare le linee di sviluppo future di questa scuola.